Allora, Francesca Furlan, responsabile relazioni esterne di Despar Nord. Oggi presentiamo un bellissimo progetto, ma idem, no? Con un progetto, bella collaborazione pubblico, privato e sociale, no? Ma come si svolge? Allora, il progetto IDEM è un progetto nato appunto nel 2020 dalla collaborazione di Despar Nord e della cooperativa Vite Vere da Ondadi. Il progetto, proprio come richiama il nome, quindi IDEM, vuole in qualche modo portare avanti quel valore di uguaglianza vera che appunto vogliamo promuovere all'interno della società e che chiaramente la cooperativa ci aiuta in qualche modo a portare avanti. Questo progetto ha previsto l'assunzione e l'inserimento lavorativo ormai di 6 diverse persone con disabilità che insieme a noi creano e dipingono a mano quelle che sono delle shopper in cotone che poi vengono vendute all'interno dei nostri punti vendita. Tutto questo però chiaramente avviene attraverso una promozione proprio fatta in prima persona dai lavoratori della cooperativa e ci piace ricordarlo, questo è ciò che fa la differenza, quindi riuscire ad andare oltre a quello chiaramente che è poi l'articolo 14, quindi il riferimento normativo all'interno del quale ci muoviamo, cercando però di metterci in campo in prima persona come azienda, quindi portare fuori anche quella che è la nostra responsabilità sociale di impresa, restituire al territorio parte di quello che chiaramente prendiamo dal territorio e in qualche modo portare poi questo esempio virtuoso anche a tutte le altre aziende che chiaramente possono replicare il nostro modello. In quanti punti vendita possiamo trovare i ragazzi? Allora, attualmente la promozione si svolge prevalentemente all'interno dell'Interspar di Albignasego, di Starmeola, di Pontevigo d'Arzere e oggi però siamo qui in Regione proprio per lanciare quello che sarà un tour, quindi una promozione più allargata in diversi punti vendita del Veneto, quindi ci sposteremo, diciamo così, anche fuori dalla provincia di Padova per toccare le altre province, tra cui Treviso piuttosto che Venezia e chiaramente poi lo faremo non solo con una promozione ma anche con dei laboratori. Questo significa che saranno i lavoratori a mettersi in prima persona proprio come maestri per insegnare a tutti i partecipanti che vorranno appunto prendere parte a questi laboratori quella che è la tecnica, la pittura piuttosto che le altre appunto tipologie di tecniche che loro utilizzano proprio per creare questi pezzi unici e in qualche modo irreplicabili. Com'è stata l'accoglienza della vostra clientela nei confronti di questi ragazzi? È stata ottima, nel senso che i lavoratori, i ragazzi, devo dire, sono stati fin da subito bravissimi, quindi non c'è neanche stata quella difficoltà e quella paura verso poi quello che è il cliente finale e allo stesso tempo anche i nostri clienti si sono mostrati veramente anche curiosi di conoscere questa realtà. Ci tengo quindi anche a sottolineare come questo sia stato proprio un esempio, una possibilità in qualche modo anche per loro di abbattere poi quelli che spesso sono i pregiudizi appunto verso le persone con disabilità e proprio mostrando poi quello che è il lavoro, il valore del loro lavoro e della loro persona. Quindi devo dire la risposta per quanto riguarda i nostri clienti è stata veramente ottima. Ci chiedono sempre di loro e in qualche modo vogliono continuare a conoscere i loro lavori e a crescere anche insieme a loro. Un progetto che si espanderà? Assolutamente sì, la nostra intenzione è quella di in qualche modo cercare di farlo crescere sempre di più e anche la tecnica nuova, quindi la serigrafia che è stata implementata in questi ultimi mesi in cooperativa ci aiuterà proprio per questo, quindi per riuscire anche a realizzare sempre più shopper e perché no anche ad aumentare quello che è l'inserimento lavorativo. Siamo partiti nel 2020 con sole 2 persone, ora siamo attualmente 6 con 3 diversi tutor, quindi il nostro auspicio è quello appunto che il progetto in qualche modo possa crescere sempre di più e con lui anche i lavoratori inseriti. Grazie.